Un falò di carta igienica e la camionetta rossa dei Vigili del Fuoco in campo, questo è l'episodio che ha animato il derby Olbia-Tempio, finito a reti inviolate. Un incontro grigio e freddo, un clima da non derby, se non fosse stato per l'isola tifosa degli ultras che hanno cercato con canti, striscioni e bengala colorati di incitare una squadra poco fantasiosa, a cui è mancata grinta e passione. Una tribuna centrale come al solito piena di grilli parlanti compassati che non sa trasmettere calore ai ragazzi in campo. Il tifo va bene, però ci vuole più partecipazione da parte del pubblico di Olbia, non solo nei derby ma anche nelle altre partite, perché la squadra ha bisogno di noi, cioè più nelle altre partite che ai derby. Ai derby è facile cantare e far sentire quanto li vogliamo bene. Com'è questo derby? Certamente è un po' teso, è nervoso anche perché sono due squadre che si contendono, la classifica gli dà ragione. C'è aria di derby o no? Beh, abbastanza, penso di sì, anche se pensavo che ci fosse una presenza maggiore di tempiesi, invece paragonandola alla curva degli ultra proprio spariscono totalmente. Anna Spano è senz'altro la più grande tifosa dell'Olbia Calcio. Quasi. I derby li hai visti tutti? Sì, penso tutti almeno dagli anni 50. Che te ne pare di questo? Questo è bellissimo. Sorprendente anche la mancanza dei tifosi del Tempio, un calo di desiderio nei confronti dei cari galletti di una volta. C'è un po' un calo di interesse della tifoseria tempiese? Beh, non direi un calo di interesse, no, perché in definitiva la squadra va anche bene. Infatti, per quello le chiedevo. Ma è così, ormai, non so, molto probabilmente non basta più la C2, ecco. Insomma, un derby di crisi, stanco e un po' triste. Peccato, due squadre con posizioni di classifica così buone non dovrebbero afflosciarsi proprio adesso. È un derby un po' di crisi per noi, se c'era quel rigore era un ottimo derby, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. All'Olbia e al Tempio l'augurio di ritrovare l'entusiasmo, la fiducia nei propri mezzi, la fantasia e tanta voglia di vincere ancora.